Per quanto riguarda gli interventi preventivi, per cui non hanno toccato solamente le classiche zone, le scuole, i ragazzi, ma anche le case di riposo, dove le persone devono essere formate nell'investigare questo fenomeno e cercare di rilevarlo, ma anche tra le forze dell'ordine e anche cercando di creare una coscienza in tutti i gestori di questi bar, di questi punti di gioco, che devono essere attenti a far sì che un banale, semplice gioco non diventi la rovina di una persona. La cosa importante è che le persone conoscano che una via d'uscita c'è, i servizi per le tossicodipendenze, appunto perché si occupano delle dipendenze, anche quelle appunto comportamentali, come dicevo prima, dove non c'è presenza di una sostanza, ma che riconoscono un fenomeno mentale molto simile, se non proprio sovrapponibile, si curano di queste persone, danno un servizio gratuito, in anonimato, che investe la persona nella sua totalità, la persona e anche la famiglia, mettendolo per esempio in sicurezza. Ci sono degli amministratori di sostegno che vengono attivati perché queste persone non si rovinino di più di quello che già si sono rovinati quando vengono i servizi, perché come spesso accade, l'incoscienza fa sì che queste persone arrivino da noi per farsi curare quando purtroppo c'è ancora poco da fare dal punto di vista economico, per cui disperazione per quel che riguarda il loro aspetto finanziario, ma anche i rapporti all'interno di una famiglia incosciente di questa cosa e che improvvisamente si trova sul lastrico. Oltre a queste attività che fanno sì che nei servizi, appunto, per dare assistenza a queste persone ci siano per cui gli assistenti sociali, ripeto, che mettano in sicurezza, che sono in collegamento col centro antiusura, con gli avvocati che difendono la posizione ormai minimale della persona, gli psicologi che cercano di instaurare una relazione con queste persone, gli psichiatri che cercano di evidenziare la presenza di una depressione, che potrebbero portare queste persone a volte a dei gesti insani, e poi tutte quelle forme terapeutiche che riguardano, ripeto, la relazione, la psicoterapia, i farmaci antidepressivi, ma anche qualcosa di innovativo che stiamo mettendo in atto, come per esempio la stimolazione transcranica, una specie di caschetto che, dalle quali escono onde elettromagnetiche, logicamente a bassissima intensità, non hanno nessun effetto collaterale, ma che cercano di contrastare il fenomeno del desiderio incoercibile di andare a giocare, e poi anche delle forme di attività di gruppo che prendono il nome di mindfulness, dove le persone vengono, diciamo così, viene loro insegnato ad essere più introspettivi, a prendere consapevolezza delle proprie condizioni, evidenziando le parti buone e cercando anche di far emergere queste loro fragilità che li portano in balia del gioco d'azzardo, di queste distorsioni cognitive che fanno sì che queste persone debbano pensare che i numeri escano per forza, oppure che una macchinetta a un certo punto, dopo tanto tempo che questi soldi vanno giù, debba per forza premiarli con una vincita. Non è assolutamente così, tutti lo sappiamo, però sradicare questo fenomeno mentale è estremamente difficoltoso.